Queste sono le pagine web così come appaiono ora, dopo l'oscuramento da parte della Polizia Postale del Veneto, ma prima dell'indagine qui c'erano le home page di 59 negozi virtuali che vendevano immagini e video di filmini pedopornografici con bambini anche piccoli costretti a subire violenze. L'acquirente si registrava e acquistava il materiale pagando cifre variabili dai 40 ai 100 euro a seconda della qualità e della durata del filmato. Finora gli indagati sono 40, sparsi in mezza Italia. Abbiamo oscurato anche con la cooperazione internazionale 59 negozi virtuali ove utenti italiani della rete potevano registrarsi e potevano comprare ingenti quantità di materiale pedopornografico pagando con i normali strumenti elettronici di pagamento. Insospettabili le persone indagate, molte sposate e con figli. Gli indagati in Veneto sono 5, sono persone normali, tranquille, che hanno una vita regolare, una libera professione, studenti o operai, con una famiglia, con dei figli che nel silenzio e nella supposta anonimità della loro stanza si procuravano materiale pedopornografico. Tra questi un commerciante cinquantenne veneziano, un musicista di 35 anni di Rovigo, uno studente fuori corso di Vicenza. Di solito l'offerta giungeva ai destinatari attraverso lo spamming di posta elettronica, perché dietro a questo commercio c'è un business che usa la rete per carpire informazioni e veicolare materiali illeciti. Poiché ci sta domanda, ovviamente c'è anche l'offerta. In questo caso nessun dato ci dice che l'offerta ci sia in Italia, abbiamo per ora solamente riscontri che l'offerta provenga dall'estero. Dopo il complesso lavoro della Polizia Postale, comunque le indagini continuano. Si spera di riuscire a risalire attraverso la cooperazione internazionale ai gestori dei siti e quindi ai centri di produzione dei filmati.